è più quello che il bodybuilding ha dato a me che quello che io ho dato al bodybuilding. Mi ha dato lavoro, mi ha dato la passione, mi ha dato uno scopo di vita. È stato un game changer soprattutto il fatto che Beppe quello stesso giorno mi disse facciamo la gara in Romania. Subito la leggevo come una cosa sbagliata, perché dicevo io sono assolutamente non competitivo. Prima devi essere per poter arrivare. Non potete pensare di fare qualcosa fuori dal normale facendo le cose normali. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Solitamente si dice nuovo giro, nuovo regalo. Io oggi dico nuovo giro, nuovo pro. Siamo ancora in Veneto, questa volta assieme a Enrico Pietrobon. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. Allora, grazie per l'opportunità che vi avete dato per fare questa intervista, perché sì, professionista è, ti ho detto prima chi professionista fa. Dobbiamo ancora dimostrare tanto, però grazie per il caloroso benvenuto. Ce la mettiamo tutta. Io ragazzi sono al di là che emozionato e poi gli faccio i complimenti per la struttura che la prossima settimana la vedrete, cioè paurosa. Comunque ho detto fra tutti i grandi atleti che ho sul canale non potevo non invitare anche Enrico, che tra l'altro è da un po' che stiamo cercando di organizzare e finalmente Finalmente ce l'abbiamo fatta. Come sapete ormai le siete abituati, io non voglio subito parlare dell'Enrico di oggi, atleta professionista, quindi partiamo dall'inizio, cioè chi eri prima del bodybuilding, che ragazzo eri, che sogni avevi e che rapporto avevi con lo sport? È come prima di Cristo o dopo di Cristo. Esatto. Sì, più o meno, però realmente sì, un Enrico prima del bodybuilding ovviamente c'è, un Enrico al di fuori del bodybuilding c'è ancora. Enrico prima del bodybuilding in realtà era un ragazzo molto semplice. Sono sempre stato appassionato di sport e ho sempre fatto sport di squadra, nel senso che come quasi tutti i bambini sono nato dal calcio. Ero un portiere piuttosto scarso perché giocavo in porta, sono alto 1,70 m. Eri agile, dai. Vedete voi, sì. Non proprio, perché non ero neanche proprio normo peso, quindi benissimo. No, mettiamola così, giocavo in porta, ho passato questo primo sport di squadra. Successivamente, crescendo, diventavo un po' più ometto e ho voluto fare qualcosa di uno sport un po' più di contatto fisico, no? Come poteva essere il rugby. E lì ho iniziato, ho giocato un po' di anni, ho fatto anche le selezioni del Triveneto, ahimè anche proprio per la corporatura che avevo non ero riuscito a battere quelli che all'epoca per pari età erano degli energumeni. Diciamo che questo è stato un input perché proprio in quell'epoca lì ho iniziato a fare attività sportiva individuale, quindi sala pesi da quel punto di vista, atletica, proprio prevalentemente sala pesi, collegata appunto alla parte di rugby. Cosa volete? E lì è iniziato un po' un sentore di forse questa cosa mi può piacere. Gli anni sono passati, sono arrivate alle superiori, ancora giocavo, però in un anno transitorio dove avevo accumulato parecchio peso, nel senso che ero un adolescente come altri, un po' sovrappeso, che non si piaceva. Quittai la parte di sport, di rugby, di sport di squadra, perché non vedetela come arroganza, non pretendevo sempre di vincere, ma far sì che il mio risultato dipendesse anche dagli altri, per Non me sei il primo era, che lo dice. per me era un gap, no? Sai, si dice chi arriva nel bodybuilding è una persona che non è riuscito in altri sport. Io penso che da un certo punto di vista possa essere vero, ma penso anche che possa essere la traslazione di un'emozione, di una voglia di riscatto, rivincita, di riuscire a farcela su qualcosa che è assolutamente individualmente dipendente. Cioè il bodybuilding non lo ritengo un selfish sport, perché realmente poi le persone che ti circondano determinano. Fa la differenza. Assolutamente sì, determinano l'atleta che sei e la persona che sei, però ovviamente ruota tutto intorno a te, è quello che fai te, perché la dieta la devi fare tu, l'allenamento lo devi fare tu, il posing, lo stretching, il sonno, l'attenzione a tutto ce la devi avere in primis tu. E quindi c'è stato quello switch, ho iniziato quindi per dimagrire, poi da lì insieme a qualche amico che aveva iniziato contemporaneamente è partita quella sana competizione, chiamiamola sana perché lo è, ma sono un essere piuttosto competitivo.
come i miei amici che fanno questo sport al giorno d'oggi, che sono Daniel, Goss e Nicolò, che Salutiamo. tu hai avuto già il piacere di conoscere, almeno Daniel. Da questo punto di vista loro li ho conosciuti dopo un po' di anni che mi allenavo in palestra, nel periodo in cui forse iniziavo a capire che questa poteva essere la strada che volevo percorrere. Quindi Daniel l'ho conosciuto facendo il classico corso di primo livello di personal trainer. Noi ci siamo conosciuti così, a Treviso, a Padova se non sbaglio, e da lì è partito un po' tutto, nel senso che era già partito antecedentemente in maniera comunque abbastanza settata, perché la volontà era quella di non fare mai le cose a metà, però da lì, quando ho incontrato qualcuno che aveva realmente la mia stessa passione, la mia stessa voglia di arrivare, quella fiammella ha preso Fuoco. fervore, sì. Da lì un po' non dico che è arrivato tutto, perché è una strada, è stata una strada, sarà una strada bella lunga, bella tortuosa, però questo è forse il flusso più coerente. Da un piccolo fiumiciattolo, da una cosa piccola, man mano è diventato un torrente finché non è sfociato nel mare che è adesso. Cioè si può dire che il bodybuilding non è tutto, però è grossa parte. All'inizio avevi già chiari dei riferimenti a livello d'estetica, di fisicità, cioè inseguivi un tuo canone? Avevi in mente un qualcosa? In tanti mi dicono, vedevo Rambo, vedevo Dragon Ball. La mia compagna sì, mi ha sempre detto che da piccola, e forse per questo ha scelto di stare con una persona che fa questo sport, ha avuto questo tipo di infanzia dove c'erano i supereroi, c'erano i supereroi della televisione, quindi gli omoni muscolosi. Io, a dirti la verità, quando ero piccolo non avevo questo tipo di enfasi. Ricordo solo due cose di quando ero piccolo legate al culturismo. Una è dettata dal fatto che ero un ragazzo da prima piuttosto fragilino, quindi ero più basso di adesso, quindi meno di 1,70 m, non pesavo molto e quindi c'era una volontà di competere con i miei amici anche sotto l'aspetto della forza, della capacità fisica, però qualcosa che ovviamente veniva a mancare perché tutti erano un po' più strutturati di me. Spesso si dice che soprattutto chi diventa qualcuno nel bodybuilding è perché soffriva di una qualche sorta di insicurezza da giovane. Ma esiste secondo te un bodybuilder d'elite che non è mai stato insicuro da piccolo, non ha mai avuto quella leva? Per arrivare lì, cioè per arrivare a un livello d'elite, in un certo qual modo l'insicurezza penso sia intrinseca, ma intrinseca perché poi questa in un certo qual modo non è che svanisce, riesci a cambiarla, riesci a dominarla, perché tutti nasciamo con delle insicurezze, solo che delle persone decidono di gestire queste insicurezze, affrontarle o metterle da parte. E solamente cercando di combatterle, cercando di affrontarle, penso che si possa arrivare da qualche parte. In questo caso non è per forza facendo bodybuilding, ognuno ha il suo modo di combatterle, però questo è il nostro, e solamente quando arrivi a un certo punto prendi consapevolezza del fatto che tutto quello che hai fatto, non dico che è stato nullo, però ti rendi conto che non lo stai più facendo per quel motivo là, che quella cosa è svanita, che un demone l'hai vinto, rimarrà sempre all'ombra. Poi un altro ricordo invece è quando ero piccolino sul letto dei miei genitori, insieme a loro mi guardavo il Mister Olympia con Ronnie Coleman, me lo ricordo ancora, e la frase fu che quegli uomini sembravano talmente muscolosi, avevano delle masse talmente enormi, sembrava che avessero delle escrescenze, no? dei tumori, per essere insomma sensazionalistici, e quindi quello fu un momento non che mi segnò, però che mi ricordo ancora. E poi da lì, sai, non ho mai avuto un idolo specifico, mi piacevano alcuni atleti, ahimè alcuni di questi adesso non ci sono più, però io ho iniziato a fare bodybuilding proprio all'inizio della nascita social del bodybuilding, quindi
Parliamo di quando Philippe aveva Instagram e le figure di riferimento da subito per noi non erano mai state, o meglio, siamo entrati i primi mesi guardando Simeon Panda, Ulysses, quella gente lì. Che ricordo mi hai sbloccato con Simon Sì, Panda. sì. Però sono passati subito a atleti d'elite perché in realtà erano quelli che i social network rimandavano di più, perché all'epoca il culturismo era ancora molto meno mainstream qui e di conseguenza i social rimandavano a quelle poche persone che erano realmente famose. E chi erano all'epoca? Philippe, Kai Green, Dennis Wolf, Sean Roden, Dexter Jackson. Quindi se mi chiedi come sono cresciuto, a chi mi sono ispirato, quella per me non è l'old school, però è la mia classe. Ma adesso che sono un atleta non guardo più i social come li guardavo una volta, non sono più ossessionato da quello perché mi devo evolvere, Certo. devo fare un passo in avanti. Faccio una domanda un po' evergreen che chiedo sempre a tutti. Mi fa entrare un po' nel tuo rapporto intimo col bodybuilding. Cosa ti dà in cambio questa disciplina giorno per giorno? Io una cosa che dico sempre è più quello che il bodybuilding ha dato a me che quello che io ho dato al bodybuilding, quindi non gliene posso che essere grato. Perché cosa mi ha dato? Io vivo con questo, mangio di questo, non solo del bodybuilding praticato, ma del fitness, della palestra. Mi ha dato una ragazza, mi ha dato degli amici, non perché lei pratichi questo sport, ma perché ci siamo conosciuti, perché entrambi ci allenavamo. Appunto mi ha dato il lavoro, mi ha dato la passione, mi ha dato uno scopo di vita. Sto vivendo una vita così piena, così completa e suppongo anche appagante per quello che può essere. Non è una domanda che riesco a farmi, quella del cosa mi ha tolto il bodybuilding. Penso niente. Ciò che fai nel quotidiano non lo reputi sacrificio? Ragazzi, a chi piace fare la dieta, o meglio, mi piace fare la dieta? Sì. Mi piace dormire le mie 8 ore? Sì. Mi piace allenarmi? Lo amo, cazzo. Capisco che questo mi toglie dell'altro, ok? E quindi capisco che c'è il sacrificio di qualcosa, ma la domanda è, se io in tasca ho 500 euro, per terra ne ho 100, 200 e per poterli mettere in tasca devo buttare via gli altri 500. Lo faresti? Cioè tu prenderesti dei soldi da terra se sai che sono meno di quelli che hai in tasca? Capisci qual è il gioco? E quindi dico, è un sacrificio, ma realmente lascerai qualcosa che per me significa di più, ok? Certo. Che soggettivamente, non dico oggettivamente perché si sa com'è la vita, ragazzi. Io parlo col presupposto di fare la vita che mi piace. Non saprei se provando qualcos'altro potrebbe piacermi di più. Raccontaci 3 momenti chiave. La prima gara, la conquista della Pro Card e se ti va anche il debutto tra i professionisti per come li hai vissuti tu. Oh, ok, allora, la prima gara era un 2000, non me lo ricordo, era un 2019. È stata una gara a Padova, 2019. La prima gara la feci con Giuseppe, che iniziò a prendermi solo praticamente dal pre-contest. Che ricordo della mia prima gara? Di sicuro tanta paura, tanta insicurezza, incoscienza, incapacità di capire quello che stavo facendo, però tanto amore per quello che facevo e tanta felicità nel farlo. Quindi il ricordo della prima gara è un cavolo, qualcuno crede in me, cavolo, ho fatto anche discretamente bene, forse ho trovato qualcosa nella vita che fa per me. Perché per la prima volta sentivo che, anche sbagliando, qualcuno credeva in me. E non prendetela nel modo sbagliato, che non vuol dire che le persone a me vicine non contino nulla, anzi sono quelle che contano di più, però delle volte hai bisogno di sentirtelo dire dalla persona sbagliata, che sono le persone che non conosci. E ho detto sbagliata volutamente, perché in realtà poi capisci che chi conta E chi ti è vicino. è a casa. Esatto. Pro card. Ok, venivo da un anno che faceva cacare, nel senso che ho fatto un anno di over diet, sono arrivato sul pacco, che non vuol dire che
non avevo voglia di fare la dieta, anzi se devo mangiare sassi e merda lo faccio, scusatemi le parole un po' più strong, però quell'anno ci sono stati degli errori tecnici ovvi, di conseguenza venivo da un anno realmente pessimo. Sono tornato con Giuseppe, che è la persona che ha da sempre creduto in me, che avevo lasciato solo per la ricerca di qualcosa di diverso, perché sai, l'erba del vicino è sempre più verde e di conseguenza in una certa età vuoi anche provare a capire se effettivamente c'è qualcosa da cambiare. La scelta fu ovviamente un errore, quindi tornai da Giuseppe e decidemmo di affrontare la gara l'anno successivo, una season direi buona, nulla di eccezionale, però quando iniziò il pre-contest iniziò un attimino a cambiare un po' tutto. Nel senso che mentalmente, psicologicamente, atleticamente le cose andavano, cliccavano, miglioravano e quell'anno ci fu una grossa evoluzione da parte mia, dettata anche da quella leggera pressione voluta dal fatto che era una gara italiana, c'erano la maggior parte degli atleti italiani che miravano alla Procard. Sì. Io percepivo una bella pressione perché appunto eravamo io e non mi ricordo quanti altri ragazzi che erano di altre fazioni perché l'Italia purtroppo il bodybuilding è fazionistica, cosa che non sopporto, però c'erano ragazzi del buon Roberto, del buon Mauro, di Andrea Presti, quindi c'era una situazione un po' di scontro, non tra di noi ovviamente, tra queste cose qui, e la cosa un po' si faceva sentire perché insomma dovevi portare a casa il risultato. Però questo l'ho realizzato dopo, l'ho realizzato facendo la gara, l'ho realizzato quando ho capito che probabilmente l'avrei vinta, sfogandomi un po' nel backstage, piangendo quando ancora non l'avevo vinta, ma avevo capito che in realtà c'era la possibilità. C'era la possibilità, certo. E quindi ho detto, ehi, forse sto sbagliando il modo di gestire la cosa, di vivere la cosa. Probabilmente devo solo godermi il momento, vivermelo, divertirmi. E infatti si vede anche un po' un change da quello che era il prejudging e l'effettiva decisione finale. Penso che quello sia ancora uno dei giorni più belli della mia vita, di cui non mi ricordo tantissimo perché finita la gara sono crollato come un sasso nel è un letto. classico. È stato un game changer soprattutto il fatto che Beppe quello stesso giorno mi disse facciamo la gara in Romania a novembre ed era a settembre. La prima gara professionistica, il primo debutto, reale debutto nella 2.12. Subito la leggevo come una cosa sbagliata perché dicevo io sono assolutamente non competitivo. Cosa vogliamo andare a fare in Romania da 2.12 se sono appena diventato professionista alla gara qua in Italia? Però lì c'è stato un change importante dettato dal fatto che prima devi essere per poter arrivare dove vuoi arrivare. Prima di essere un professionista per poter avere dei risultati da professionista. Non puoi permetterti di comportarti da tale solamente sei. dopo. Prima di esserlo, prima di avere il risultato, comportarti come uno stesso. E quindi ci fu uno shift ulteriormente importante. Anno dopo anno, mettiamolo così, nella parte pre-contest ho un importante cambiamento a livello psicologico, cerco di fare sempre il gradino in più, quindi fu importante. Fu una gara parecchio divertente, nel senso che mi divertii in preparazione, ero cotto, però mi divertivo. Non si divertivano gli altri ad avermi intorno, però io mi divertivo. Feci questa gara in Romania che andò assolutamente bene, a mia opinione, perché arrivai quinto al mio debutto, quindi Insomma, chapeau. sì, no, guarda, io fui felicissimo, le persone intorno a me non molto perché magari spingevano per qualcosa in più, però io gli dissi ragazzi, tiratevi il prosciutto dagli occhi, vi voglio bene anch'io, ma siamo realisti, c'è da lavorare, questi sono comunque dei fenomeni, baciamoci le mani che siamo già qua. Il fatto di sapere realisticamente non è una falsa modestia, è io devo sapere realisticamente chi sono, cosa valgo e dove voglio arrivare. Per poter sapere dove voglio arrivare devo prima capire che step devo fare e io so che ci sono ancora tanti step che devo fare per arrivare dove voglio arrivare, quindi devo essere consapevole di quello che sono realmente e non mentirmi per cercare di favorire il mio ego, anche se delle volte fa bene, perché ti stimola, dice cazzo, perché il corpo va, Ti sprona. sì, dove la mente spinge, però bisogna anche essere consci e dire ok,
c'è da fare questo, questo, questo. E piccolo excursus, perché vi ho già detto prima, io sono molto prolisso, problemi di chi dovrà editare. E da questo punto di vista poi è anche lo stesso spirito con cui affrontai quest'anno, l'anno scorso, nel 2025, il debutto nella Open, nel senso che la volontà era quella di fare Open non perché ritenga la categoria 212 riduttiva, anzi, mettiamola così, è solo un sogno. Questa fu una delle preparazioni fino a quasi all'ultimo migliori che abbia mai fatto. E quando Beppe decise, all'inizio era Enrico, gareggiamo nella Open a metà 2026. Poi mi vedeva migliorare, diceva Enrico andiamo a Chicago a inizio 2026. Per poi a dire Enrico andiamo in Italia. E anche se questo può sembrare sbagliato, questo tipo di accelerazione mi ha portato a cosa devo fare non in termini di salti mortali, ma di level up come atleta per arrivare dove voglio arrivare in un tempo drasticamente inferiore. Questa cosa penso che mi abbia fatto parecchio bene 2 volte di fila, quindi lo spunto è sempre il solito: ciò che non vi ammazza vi fortifica. Che rapporto hai con il palco? Hai più tensione, adrenalina? Hai il controllo totale di te stesso? Che emozioni provi? Allora, non mi sono mai caccato addosso, mai, ovviamente un po' di tensione c'era, tranne in quest'ultima gara perché sapevo che non ero pronto, di conseguenza là mi sono caccato parecchio addosso, soprattutto per il fatto che poi mi dicono che da fuori magari non tremavo, non si vedeva, io mi sentivo una foglia, perché quando sei nel backstage e di fianco c'hai Urs, c'hai gente comunque, Budeshine, c'hai cioè, ragazzi, quella gara in Italia era eravamo tipo in 30 Open, c'era Roberto, c'era Bolzoni per citare gli italiani, Santa Lucia, ma di esteri la cosa era folle, cioè nel mio call out che ho fatto cacare c'era Cuba, quindi nella concezione di una persona che si allena, comunque un minimo i social li vive, ok, devo cercare di non caccarmi addosso realmente, cerchiamo di fare la miglior figura che possiamo fare, un po' di emozione penso sia normale, penso che la prossima volta la vera bravura stia nel trasformare questa emozione da fine a se stessa a Energia. grinta, sì, fame, quindi ci deve essere un lavoro mentale, un lavoro che farò per riuscire a traslare questa cosa da un eventuale gap perdente a uno vincente. Mi hai raccontato la tua prima gara e mi hai raccontato anche la conquista della Procard. Ti vorrei far lanciare 2 messaggi. Il primo messaggio ad un ragazzo che avrebbe il sogno di gareggiare, il tuo miglior consiglio, e come secondo il tuo messaggio a chi si sta ossessionando per prendere la Procard. Dipende, cerchiamo di dirgli quello che è giusto dire o quello che vorrebbero sentirsi dire. Io vi dico, approcciatevi alla vostra prima gara. Allora, non prendetela nel modo sbagliato, perché questa può essere una cosa che può essere molto mal interpretata. Io parlo di un certo tipo di bodybuilding, ma vale per tutte le sfere D'accordissimo. del bodybuilding. Non fate le cazzo di cose a metà. Voi state mettendo in gioco il vostro tempo, può essere anche la vostra salute, comunque le vostre amicizie, la vostra vita, perché non vuol dire che devono essere giocate, però è una strada che ti chiede o tutto o niente. Ci vuole equilibrio, ragazzi, e questa è una cosa vera, ok? Non potete pensare di fare qualcosa fuori dal normale facendo le cose normali. Non potete pensare di essere una persona straordinaria facendo cose ordinarie. Spero che tu capisca. Hai fatto assolutamente passare il messaggio che si basa comunque sul fatto che deve essere una cosa psicologicamente sana, da vivere in equilibrio, ma l'effort bisogna che lo metti. Bravissimo. Il concetto è questo. Emotivamente dovete riuscire a capire fin dove è giusto spingersi o dove c'è un po' di limite, dove è bene non arrivare, perché non è che di più è meglio, questo concetto è sbagliato. Però bisogna fare quello che bisogna fare e non fare le cose a metà. Affrontate la cosa come un gioco fin tanto quando lo è,
quando si tratta della vostra salute, della vostra sanità, anche mentale, salute mentale, scusatemi, siate pronti a dare tutto. Ma come qualsiasi altro sport, non penso che un Usain Bolt sia diventato tale facendo le cose che facevano gli altri, vivendo una vita normale ed equilibrata, ok? Un po' di estremismo, purtroppo o per fortuna, ci vuole. Visto che ho spesso a che fare con professionisti, con atleti d'elite, e questo è il caso, chiedo sempre anche non solo di parlare delle emozioni delle vittorie, ma anche dei momenti di down, e se possono trasmettere come li hanno gestiti e superati. Qual è stato il tuo momento più critico nella tua carriera di atleta e come l'hai gestito? È stato quello dell'ultima gara, perché in quest'ultima gara nel V2 da professionista, ahimè, nelle ultime 2 settimane non sono stato bene. Nulla di particolare, ragazzi, però il concetto è, e per fermare già le voci, non per estremismi, non per particolarità, è vero il bodybuilding è uno sport comunque estremo, però ho la coscienza pulita nel dirvi che semplicemente le cose sono andate come non dovevano andare e c'è stato qualche inghippo. Certo. Però da questo punto di vista è stato quello perché non è stato qualcosa dettato dalla mia volontà o dalla mia o incapacità di Giuseppe di non riuscire a gestire bene qualcosa o fare la cappella. È stato qualcosa che ci è successo. È capitato. E da quel punto di vista è stato difficile da affrontare perché è successo all'ultimo, dopo una preparazione che era andata tremendamente bene. Io ero assolutamente testardo e caparbio nel dire voglio arrivare fino alla fine, anche quando tutti i segnali mi dicevano che era ora di fare un passo indietro. E quindi il rammarico non è solo quello di non aver portato la forma e di non averlo capito prima, di non essermi presentato al meglio, di aver fatto vedere, passamelo, non voglio usare una parola forte, però quella che mi esce più naturale è uno scempio alle persone che avevano creduto in me, uno scempio in termini di raggiungimento di Le risultato aspettative. dopo tanta fatica, e quindi è stato triste, è stato difficile per me da affrontare, ripeto, non per il risultato ma perché comunque penso si intuisca che per me questa cosa è tanto e non è stato facile affrontarlo, e di sicuro ho capito 2 cose, come ti dicevo prima, che uno, sono troppo testardo, sono molto caparbio, i momenti difficili forgiano di sicuro caratteri forti, i caratteri forti non possono essere forgiati da momenti facili. Raccontami un po' della tua filosofia di allenamento, visto che ultimamente negli ultimi anni se ne dicono di cotte e di crude, science base, old school, spostare alti carichi, tensione continua. Dimmi la tua. Il bodybuilding è uno sport che è basato sulla scienza, vero? E sull'empirismo, quindi sul verificare sul campo se effettivamente quel qualcosa è reale o meno. Non sempre le cose combaciano. Di conseguenza, quello che ti posso dire è, per me il modo di vivere il bodybuilding è la ricerca di un perfezionamento, come è su tutto il resto, e questo può richiedere anche diverse fasi. Non per forza quello che si crede sia giusto è giusto, e non per forza quello che dicono che è sbagliato è sbagliato. Alto volume, basso volume, alta intensità, bassa intensità, tecniche o meno, pause, quello che volete. Ognuno deve cercare di capire quello che funziona per lui, che di solito, bene o male, va sempre verso la stessa direzione, però in un certo qual modo muta, perché una persona che si affaccia alla palestra per la prima volta riuscirà a esprimere una certa intensità e quindi richiederà semplicemente magari un certo volume di lavoro un po' più grande per poter riuscire a colpire in maniera efficiente il muscolo. Una persona più avanzata ha magari una capacità di poterlo fare con un lavoro anche per carico e stressor Più cecchino. più ridotto, e la cosa va un pochino adattata, però dipende anche da off season e pre-contest, dipende anche da stressor esterni o meno, dipende anche dalla split che vai a impostare, quindi stiamo parlando veramente per mio, nulla più assoluto. Il concetto è: una persona, un atleta deve imparare a abbassare la testa, a annotare le percezioni reali,
le progressioni e percepirsi in funzione di quello che sta succedendo e cercare di manipolare queste variabili per riuscire ad ottimizzare un processo. La scienza rispetto a una volta, la conoscenza adesso ci aiuta perché è un po' più facile restringere il campo. Certo. Ma questo lavoro deve essere comunque fatto, perché il tuo coach non ti può dire se devi fare la lat machine o la pulley, o meglio, all'inizio ti può spiegare la differenza dei due, ti può spiegare l'esecuzione, ti può spiegare mille concetti, però poi quando ti alleni da solo o ti alleni col coach? E di conseguenza poi chi è che dovrà riuscire a capire nel momento giusto cosa è opportuno Fare fare? delle scelte, certo. Quindi la mia risposta è: qual è il modo corretto di allenarsi? Il vostro. Bellissimo ragazzi, fantastico. Parlando dell'allenamento dopo, non dico purtroppo faremo perché ve lo spiegherò, farà gambe. Allora, mi aveva già spiegato che a questo inizio anno si doveva preparare. Di conseguenza, ragazzi, il concetto che deve passare è: di cosa stavamo parlando? L'allenamento perfetto, l'allenamento corretto è il vostro. Oggi lui avrebbe fatto il mio. È l'allenamento corretto, è il momento corretto per avere uno stress in più, non solo magari fisico, uno stress diverso, ma anche mentale, in un posto diverso, in un clima diverso, con ore di strada, rispettando i tempi di qualcun altro. No, è un momento dove potersi concentrare su se stessi e focalizzare le proprie energie sul raggiungimento del risultato. Cerca di ottimizzare il suo percorso, è quello che dovrebbe fare ognuno di voi. Harry, non ti tedio più, sei stato super. Ti Ma scherzi, chiedo, grazie. perché mi interessa, in primis sono curioso io, quali sono i tuoi obiettivi futuri come atleta? Allora, io ho scritto in camera mia, c'è una lavagnetta, no? Durante il Covid ho scritto 3 cose. Professionismo, era la prima, sì. Ci siamo, preso. Mister Olimpia. E poi ho lasciato uno spazio vuoto per la prossima vita. La prossima vita intendo quando finirà il bodybuilding. Quella dopo. Ok. Con Mister Olimpia non intendo vincerlo, anche se sarebbe una gran bella cosa. Non ho l'arroganza di pensarlo, però penso che forse si possa fare, forse un giorno ci si possa arrivare, e non lo voglio dire con arroganza, però penso che devo essere il primo a credere nei miei sogni. Nella vita ho capito che dovete darvi la fiducia, la stima di poter ambire a quello che volete ambire. Poi se la vita non ve lo darà, voi avete fatto il massimo per poterlo raggiungere, non sarà un ricordo amaro. Io chiudo sempre con un messaggio, solitamente faccio sempre lasciare un messaggio di chi ho di fianco alla telecamera. In realtà la telecamera la puoi guardare, però mi piacerebbe farti lasciare un messaggio all'Enrico, quell'Enrico adolescente di cui abbiamo parlato all'inizio. Cosa gli diresti adesso? Ce l'abbiamo fatta e ce la faremo? Harry, grazie infinite davvero Grazie per il a tuo te, tempo. grazie a te. Ragazzi, come al solito, per supportare il canale, un like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, per permettermi di portare altri professionisti e campioni come chi ho di fianco adesso. E come dico sempre, alla prossima ragazzi. We have great times.